Amici bellini, come andiamo? Buon martedì, ma quello non è martedì, come ti viene in mente? Ma perché non... semplicemente quelli nuovi. Andiamo a rivivere questa partita di un paio di giorni fa, era martedì, e quindi vediamo perché... Serve a me avere le analisi tattiche, tecniche di tutte le partite, perché se ne saltiamo una poi vado in difficoltà di memoria nel futuro. Cominciamo. Allora, amiche mie e amici miei, bentornati. Facciamo questo video, vediamo come mi esce, anche perché, capito, è a freddo, ma a freddo veramente, perché sono passati 2 giorni, poi l'ho guardata senza quell'ansia e quindi è importante. E secondo me è anche più importante. È chiaro che comunque da tifoso io me la voglio vedere in diretta, voglio anche soffrire fa parte del calcio, non c'è dubbio. Gianni81, tu che ne pensi? Preferisci soffrire fino al 90° e portarla a casa, oppure 4-0 dopo 5 minuti e stai tranquillo? Sono modi di vivere il tifo, è uno dei modi di vivere il tifo su questo canale, di lasciare i mi piace, lasciate i famosi pollici in alto per un Napoli che comunque ci sta dando delle soddisfazioni. Sono belle le cose, poter analizzare le sfumature, ecco, ma un Napoli, andiamo a inizio campionato dove si parlava serve il mazzo, attenzione, eccetera eccetera. Se ci avessero detto guarda che a 8 partite dalla fine sei al secondo posto a 3 punti dalla vetta, ma chi ci avrebbe creduto? Quindi bene, ma direbbe Amy Scouting, ci sono anche delle cose che potrebbero andare meglio e noi cerchiamo di analizzarle senza biasimo, senza dover per forza. Possiamo fare una brabam, ma prima della brabam mostriamo con un po' di lag e poi esce il famoso il conto degli XG, cioè dei gol che uno ti puoi aspettare rispetto alle azioni che il Napoli crea e quelle che subisce. Si arriva a 1.28 per il Napoli, quindi il Napoli segna 2 gol rispetto all'1 e qualcosa che ha creato, e l'Udinese ne segna 1 rispetto ai 0.77. Sappiamo che gli XG sono interessanti, ma non ci dicono tutto, anche perché ci sono poi delle occasioni che non finiscono negli XG, i tiri bloccati, i tiri che magari ti chiamano un fuorigioco millimetrico, ma tu quell'azione l'avevi creata, quindi andrebbe considerata. Insomma, tutta una serie di cose. L'analisi dei numeri noi la facciamo approfondita sul Caffè Napoli TV il mercoledì, che non è di martedì, forse è l'unico giorno che non è di martedì. Ma con un Ambrabam siamo già passati al Napoli in rosso, no? Perché il Napoli in rosso, ecco perché io sto indossando questa maglia, non per altro. Assolutamente. Come sfumatura parleremo anche un pochino delle parole di Spalletti. Non ho voluto fare un video approfondito, anche perché insomma sono anche poche le domande, c'è un passaggio più importante degli altri, poi non mi è piaciuto tantissimo, quindi non mi ci vorrei soffermare. Ma volendo andare a rivivere un attimo la partita, come si arriva a quegli XG e perché nel frattempo che si giocava questa partita c'era un po' di soddisfazione iniziale, poi c'è stato un momento di panico generale perché l'Udinese passa in vantaggio e il Napoli sembrava non in grado di impostare una rimonta, mentre poi nel secondo tempo si fa, e quindi andiamo a rivedere. Si comincia con l'Udinese kick-off, è una delle cose che ho scritto, perché l'Udinese invece di battere all'indietro come si fa, cosa curiosità che nessuno aveva detto, battono in avanti per sorprendersi, non si può fare, si rifà, eccetera eccetera. E subito io mi scrivo nel 4-3-3, vedo Anguissa in difficoltà e lo dovete vedere bene, perché è un 4-3-3 sì, anche per caratteristiche di Fabian e di Anguissa, quindi 2 mezze ali a tutti gli effetti, ma Anguissa era più o meno in questa zona. Avremo il conforto delle posizioni medie mercoledì, ma più o meno lo abbiamo visto qui, dare una mano, ritrovarsi anche tra le linee, eccetera eccetera, cosa che Anguissa può fare, non è che non è nelle sue caratteristiche, anzi lui ha anche capacità di dribbling, è difficile togliergli il pallone, però in qualche modo si è ritrovato spesso spalle alla porta, cosa che fa meglio Zielinski, Zielinski è un altro giocatore. Spalle alla porta ha avuto un po' di difficoltà nel primo tempo e l'Udinese ci ha dimostrato quello che sapevamo: sono veloci, sono fisici
ti attaccano, stanno compatti e poi ribaltano subito l'azione, e in un paio di occasioni proprio chissà si è lasciato sfuggire il pallone e quindi poi siamo andati in difficoltà. Si comincia con un colpo di testa di K2 parato, su un calcio d'angolo, parecchi calci d'angoli, tutti battuti ad uscire, curiosità anche questa, però parato facile, non è stato molto forte. Poi c'è un colpo di testa di Beto fuori, molto pericoloso, che ci ha fatto tremare. Io ho tremato di meno perché lo sapevo già, ma insomma ha fatto tremare voi sicuramente. Dopodiché un colpo di testa di Insigne, che vediamo sempre qui in una zona un pochino più accentrata, a maggior ragione vista la mancanza del trequartista. Insigne prova ad accentrarsi per dare una mano ad Osimhen, poi permettendo anche a Mario di scendere un pochino di più. Sono arrivati più cross, si stanno facendo più cross, e questo è bene perché Osimhen ci ha dimostrato che di testa ci sa fare. Quindi così, però il colpo di testa di Insigne su cross di Politano di destro, che mi piace sempre sottolineare, finisce alto. Poi c'è il gol di Deulofeu, purtroppo il gol di Deulofeu è un pochino di macelli generali, insomma tutti un po' colpevoli. Lentamente però facciamo gioco noi. Dopo il gol di Deulofeu un po' di reazione io già l'ho vista, rispetto a certi commenti iniziali di un primo tempo disastroso non sono proprio d'accordissimo. Ci siamo messi lì, abbiamo provato a impostare, a riprendere il pallone in mano e a fare la partita, però con un giro palla un po' lento. Poi c'è stato il tiro di Beto ancora deviato, e poi c'è il miracolo di Ospina, signori. Questo portiere qua, bisettrici e cose varie, lo toglie dall'incrocio dei pali sul colpo di testa di Pablo Mari, e lì la partita probabilmente si sarebbe complicata sul serio. Dopodiché lancio di K2, scusatemi, c'era Fabian, perché ho scritto Fabio, perché Fabian la dà K2, non lo so perché ho scritto Fabian, posso anche dimenticarmi, e il tiro di Insigne a giro deviato. Forse volevi fare il tiro alla Fabian, nel senso che non hai fatto il tiro a giro alto, ma quello là così. Insomma, Insigne fa uno stop bellissimo, però lì purtroppo non è andata bene. Rrahmani bene su Beto, questa non è un'occasione da gol, ma è una mia riflessione. Rrahmani io l'ho visto bene su Beto, le ha prese tutte lui di testa. Dopodiché tiro fuori di Politano, vivace, l'ho visto vivace. Fabian ancora tiro deviato, e poi un tiro di destro di Mario Rui deviato, e questo secondo me andava proprio in porta, è stato deviato proprio in ultima istanza. Mario Rui molto molto vicino al gol nelle ultime partite, e questo è il primo tempo. Dopodiché nel secondo tempo Spalletti capisce che qualcosa non va bene e semplicemente arretra anch'essa con Lobotka a centrocampo, quindi un logico 4-2-3-1, spostando Fabian sotto punta. Dal 46esimo Fabian va sotto punta, e quindi la partita cambia. E ho scritto con Fabian Osimhen gioca anche di prima. Attenzione, ovviamente sto pazziando, ma non sto criticando Fabian, questo è importante stabilirlo, perché per me Fabian non ha fatto un cattivo primo tempo, e lo posso dire tranquillamente. Ecco che rivediamo gli schemi di Insigne, perché sul gol di Osimhen Insigne fa la finta di prendere il pallone con le mani, quasi come a volerlo risistemare, e Mario Rui fa partire il cross. Sono belle queste cose, sono belle perché ci piacevano tantissimo vedere quegli schemi rubacchiati anche dal Borussia Dortmund, qualche idea presa su Instagram. Bene, Insigne lo fa anche una seconda volta nel secondo tempo, un tiro di Fabian alto su un calcio d'angolo dove poi la palla scende, il tiro al volo di destro di Fabian alto, poi Deulofeu ancora una parata di Ospina, poi c'è un Politano parato sempre sul corner di Insigne bello largo, e Politano tira al volo, e poi c'è il secondo gol di Osimhen che è una roba straordinaria. L'azione la comincia Lobotka, poi la passa a qualcun altro che la passa subito, che vede subito in verticale Osimhen, che appoggia su Di Lorenzo per Politano, che premia la sovrapposizione interna di Lorenzo, che ancora arriva sul fondo, e quando la mette in mezzo Osimhen è bravo a bruciare tutti e ad incrociare, perché è importante incrociare, la porta si allarga quando incroci, e in aria
area c'era anche Fabian a chiudere l'azione. Rachmani, qua in realtà ho scritto Rachmano, perché il fallo di mano di Rachmani, io lo devo dire, per me è ammonizione giusta e quindi nulla da dire. Politano deviato e sulla ribattuta Osimhen fa gol, ma era in fuorigioco millimetrico, quindi potenziale tripletta per Osimhen, questione di millimetri. Mertens, l'ho detto, altro tiro parato da fuori area, non lo volevo proprio dire, non lo voglio dire. Salvataggio di Mario Rui, lo segnaliamo perché Mario Rui viene sempre bistrattato, insomma così da tutti, grande Mario Rui, il giocatore scandaloso. Un bel salvataggio di Mario Rui che ci ha tolto delle castagne. Dopodiché c'è il rosso su Zielinski, perché poi entra anche Zielinski. Diciamole le sostituzioni al volo. Di Lorenzo si farà male ed entrerà Zanoli. Politano viene sostituito da Zielinski, che in questa zona non mi ha fatto impazzire, vi devo dire la verità. Da esterno destro non mi piace moltissimo, però anche lui ha avuto quella freschezza di mettersi tra le linee e in qualche caso ha procurato il rosso giustissimo, proprio un calcio volante, un karate per Pablo Mari. E poi Zielinski arriverà anche a un'occasione finale, ma ci arriviamo con calma. Altro schema, quello che vi dicevo di Insigne. Mario Rui parato per 2, perché Mario Rui ancora una volta, servito da qualcun altro, arriva al tiro, parata di Silvestri, dopodiché la palla sta ricadendo, Silvestri smanacciata finale la butta lui stesso sul palo, cosa incredibile. E poi alla fine io segnalo un errore di K2, poi arriva la punizione, poi arriva il giallo ad Osimhen, poi c'è anche il VAR, tutta una serie di controlli eccetera eccetera, e poi segnaliamo nel finalissimo Fabian che scambia con Elmas, che trova Osimhen, e Osimhen, questa è una bellissima ripartenza del Napoli. Osimhen libera proprio Zielinski a tu per tu col portiere che allarga troppo il piattone, intercetta poi Osi, perché anche Osi ha dimostrato di tenerci assai e di fare fase difensiva. Ragazzi, questa partita non era facile, credetemi quando vi dico che non era facile. Spalletti forse non l'ha letta benissimo all'inizio, però ha capito che doveva metterci una pezza nel secondo tempo, e nel secondo tempo c'è stata reazione, al di là del carattere c'è stata tecnica, c'è stata propositività di calcio. Questo signore qua ci dà una grossa mano perché segna. Insigne l'ho visto più vivace di altre volte, come Politano, mi sono piaciuti entrambi. Fabiano non mi è dispiaciuto, Lobotka forse il migliore del centrocampo, Anghissà in crescita rispetto a un primo tempo un po' imbarazzato per quanto riguarda il secondo tempo in questa zona del campo. La notizia purtroppo di oggi, almeno ci è arrivata ieri sera in live, che Anghissà, che ho notato si toccava dietro la coscia, purtroppo infortunio, dobbiamo stabilire l'entità dell'infortunio, ma il Camerun non lo rimanda a casa. Signori, perché vi parlo del Camerun? Perché sì, noi pensiamo ok, Di Lorenzo si è fatto male, deve giocare Zanoli, Malquit eccetera eccetera, Di Lorenzo la nazionale, ma sono stati convocati ben 10 giocatori che sarebbero stati 11 con Di Lorenzo, ma diventano 9 perché Anghissà è infortunato. Li rielenchiamo. Vedete, è proprio comparso qua, è un po' storto, non ce la farò mai a farvelo vedere bene, se io ritaglio così, niente. Vabbè, fate conto che lo vedete così. Questo è Bill Clinton, ma non ha importanza. Elmas per la Macedonia, quindi non può essere squalificato e giocherà. Attenzione, Koulibaly Egitto-Senegal il 25 marzo, Senegal-Egitto 29 marzo, quindi Koulibaly, Lozano, Osimhen, Ospina, Anghissà che però se ne torna a casa, Lobotka e Rachmani. Io questo lo volevo cominciare a dire, perché noi magari in questi giorni parleremo del campionato, domani magari facciamo un recap, parliamo anche delle avversarie perché è importante, però ci dobbiamo guardare anche le nazionali, perché noi ricominciamo a giocare con l'Atalanta che ha vinto il 3 di aprile e il 30 marzo torna Lozano da Messico e El Salvador, il 29 marzo tornano tutti e noi siamo già inguaiatissimi perché vedi come sto, ma perché? Siamo inguaiatissimi perché Di Lorenzo non ce l'hai, perché l'entità dell'infortunio è seria e quindi almeno per 4 settimane, 5, non lo so,
quindi ti devi adattare a destra con uno Zanoli, con un Malquit, molto più probabilmente Malquit, eventualmente Tuanzebe se viene scelto. Rachmani non ce l'hai, quindi ci devi mettere Juan Jesus e devi spostare K2 a destra, credo sia l'unica possibilità. Marilui deve fare gli straordinari, Gulan lo teniamo presente, ma non gioca praticamente mai. Anghissà infortunato, speriamo di recuperarlo, altrimenti potrebbe toccare a Demme o alla coppia di qualità Lobotka Fabian, ma contro l'Atalanta attenzione ad essere solo qualitativi e a non fare la lotta, però Lobotka la lotta la fa, devo dirvi la verità, e anche Fabian alla fine, è questione di essere sul pezzo e di crederci. Insigne nazionale, speriamo bene. Politano nazionale, speriamo bene anche per quiz. Osimhen in nazionale, mamma mia, anche se Osimhen non ce l'hai, quindi qui ci dovrà andare qualcuno che la partita l'ha spaccata letteralmente, con i suoi movimenti, con la sua leadership, con i consigli ai compagni, con il mettersi nel punto giusto così, con la finalizzazione, con l'ultimo passaggio, con l'aggressione alla prima palla. Signori, Spalletti, gli ho fatto tutti i complimenti del mondo. La gestione del caso Mertens per me non è un caso, ma la gestione di Mertens secondo me è tutta sbagliata, perché dire anche in conferenza Mertens l'equilibrio, ci fa mancare l'equilibrio, in certe partite non lo puoi utilizzare, secondo me è un falso storico clamoroso. Mertens ha dimostrato di segnare contro tutti e tutte, e Mertens in campo fa anche quel lavoro che Spalletti chiede, quindi io non me la sento proprio. E non volevo nemmeno nominarlo, volevo solamente gratificarlo con la sua maglietta della nazionale e con il suo numero, che è diventato un numero simpatico. Vi rendete conto che i numeri diventano simpatici nella nostra mente di tifosi bacati, perché noi siamo bacati, perché pensiamo al calcio 24 ore su 24, perché lo indossa un giocatore piuttosto che un altro. Il 14 è diventato che non mi interessa, a me il mio numero è sempre stato il 13, perché pure mi piaceva Santa Croce, anche per cui, ma il 14 è diventato un numero simpatico, perché tu vedi 14 su un palazzo, numero 14, e pensi a Driss, non c'è altro di cui pensano assolutamente. Quindi noi con calma, è inutile, lo so che già state pensando all'Atalanta, però con calma analizziamo, discutiamo di quello che è successo con l'Udinese, di quello che si poteva far meglio o peggio. Per l'Atalanta ci pensiamo poi poscia, perché non sappiamo chi giocatori avremo a disposizione, la classifica la vogliamo vedere, vediamola, divertiamoci, godiamocela, però come si suol dire il campionato è bello lungo. Da New York Valerio Fluido è tutto, fatemi sapere la vostra, fatemi sapere se vogliamo fare una live italiana o se non ve ne frega proprio, vediamo un pochino come, perché il che fare è comunque dietro l'angolo. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.